tempo. E c'ha dei nomi straordinari: Ussingiu de Cromo, gli scarponi di pelle nera, Sasartas, Arzas, sarebbero le calze. Loro hanno il colpo di glottide e non pronunciano la C come i toscani, pare che sia di origine etrusca questo. Poi Sasarragas, che sono i calzoni bianchi, la camicia bianca ricamata a mano, su croppette, che è un gilet di panno rosso, Sastrenteras, cinturone in pelle ricamato a mano, che è una specie di come si chiama quello che ha il canguro? Il marsupio, che per mettere solitamente sa resolza, cioè il coltello. Poi il giaccone confezionato a mano con peli di agnello nero, e il sabirrita in panno nero, sosuttones, i bottoni d'oro in filigrana lavorati artigianalmente. Il costume femminile fino ai primi del Novecento costituiva l'abbigliamento quotidiano ricco di elementi decorativi e in orbace, panno e setta. I colori predominanti dei vari elementi sono lo scarlatto, l'amaranto, il nero e il celeste. Il costume viene guarnito con bottoni e spille d'oro. Sono 3 i tipi di costume: subrattallu, che dà il nome al gruppo, in sa tivagedda, il tradizionale usato dalle braccianti, su estire resennora, su vardellino, cioè l'abito da signori, e poi su ustumene de broccato, caratterizzato da un brocchetto imbroccato finemente lavorato a mano. Tutti i nomi sono col colpo della glottide. Per esempio il subrattallo si compone da Sahabizedda, che è una sottogonna in orbace di colore rosso ciliegio. Sa veste appettata di panno rosso finemente plissettata. Appettata significa che è plissettata. Camicia di tela bianca ricamata a mano, su saucciu, grembiule, forma triangolare e così via. Eccoli qua. Guardate che belli, guardate i colori, guardate anche l'eleganza. Loro presentano nel 3 questi tipi abiti. di costumi, riepiloghiamo. Subrattallu, su vardellino, che differenzia dal subrattallo per la colorazione del corpetto. Questo infatti è in panno di colore marrone, decorato con seta verde o bianco perlato, con del velluto talvolta con colori sgargianti. Hanno una fantasia straordinaria. Ricordiamo che Fonni è il comune più alto della Sardegna, 1000 metri circa di altezza. Fonni è un comune di 3.912 abitanti della provincia di Nuoro, si trova nell'antica subregione storica della Barbagia di Ollolai, della quale rappresenta il centro più importante, adagiato sulle pendici settentrionali del Gennargentu ad un'altitudine appunto di 1000 metri. È il paese più alto della Sardegna, è noto in tutta l'isola come centro di turismo invernale, essendo dotato dei maggiori impianti sciistici di risalita sardi situati sul Bruncuspina e ai piedi del Monte Spada. Sì. E questo è dunque il gruppo di Fonni. Io devo a questo punto mandare altri 2 minuti di pubblicità, quindi do la linea alla regia.